Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina che apriamo con la tragedia e le polemiche dopo la morte di un giovane detenuto nel carcere dei Miogni di Varese. Disposte indagini e autopsia, il servizio di Barbara Zanetti. Un giovane di 26 anni detenuto ai Miogni è morto lunedì mattina. La notizia si è diffusa però solo nella giornata di martedì. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso, morte naturale o conseguenza dell'abuso di farmaci o suicidio? L'uomo è stato trovato in cella, privo di vita. Questi sono i motivi della protesta dei detenuti che lunedì sera hanno battuto oggetti contro le sbarre, inscenando una protesta che si è sentita per tutto il centro cittadino e urlando "assassini, ne muore uno al mese". La questione delle condizioni di detenzione delle carceri torna dunque alla ribalta e per quanto riguarda Varese anche la questione del nuovo carcere di cui si parla ormai da decenni. Manuela Lozza, segretaria cittadina del PD, ha commentato in serata la notizia dicendo: un'altra morte in carcere proprio a Varese. La cronaca dimostra che nei penitenziari italiani si muore non di solo suicidio ma anche per carenze sanitarie. Qui a Varese poi di investimenti non ne sono previsti negli ultimi anni niente e all'orizzonte il nulla. Come PD ribadiamo, ha detto Lozza, che a ogni uomo e a ogni donna debbano essere garantiti i diritti fondamentali, primo fra tutti quello alla salute. Folla e immenso dolore oggi ai funerali di Domenica Russo, la maestra Nica, morta nell'incidente avvenuto sulla Pedemontana mentre rientrava da una gita scolastica con i suoi alunni della scuola primaria di Cazzagro Brabbia. Sulla tomba fiori e la maglia del Napoli, presente al funerale a Sesto Calende anche il ministro Alessandro Locatelli. Il servizio di Paolo Grosso con le immagini di Agenzia Blitz. A Sesto Calende la grande chiesa di San Bernardino era piena oggi pomeriggio per i funerali di Domenica Russo, la maestra Nica, morta a 43 anni lunedì 19 maggio sulla Pedemontana, nel terrificante impatto contro un autocarro del pullman su cui viaggiava con prima e quarta classe della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia. Le esequie sono state celebrate dal parroco Don Luciano Andreolo, alla presenza dei familiari della donna, delle colleghe e dei suoi piccoli alunni, di tanti amici e conoscenti e anche di diverse autorità. In chiesa c'erano il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, il prefetto Salvatore Pasquariello, l'assessore alla cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso e numerosi sindaci della zona con fascia tricolore. Don Luciano ha ricordato Nica come maestra di vita. Toccanti le parole pronunciate in chiesa dalla figlia 14enne della donna, Alessandra, che ha chiesto un grande applauso per la mamma. E intervento finale di una collega che era con lei sul pullman. Dopo l'incidente eri tra le mie braccia, pensavo fossi solo svenuta. Eri bella, spero che non ti sia sentita sola, ha detto la maestra che porta ancora i segni dell'incidente. Visita al cantiere della ferrovia che collegherà il Terminal 2 di Malpensa alla linea Milano-Domodossola. Vediamo il servizio curato da Paola Grimaldi. La ferrovia che collegherà il Terminal 2 di Malpensa con la linea Milano-Domodossola è quasi terminata e la visita organizzata oggi da Federbeton Confindustria, la federazione che rappresenta la filiera del cemento e del calcestruzzo, con la collaborazione del Collegio Tecnici per l'Edilizia e Ferrovie Nord, ha permesso di vedere l'avanzamento dei lavori dell'opera. Un viaggio nel cuore del tracciato ferroviario che ha ormai preso forma. La maggior parte delle gallerie artificiali, in tutto sono 10, è infatti ultimata, così come le parti in trincea, cioè a cielo aperto. Anche la galleria naturale, un tunnel di 385 metri scavato nella collina a ridosso della statale 336, è completato. Molti binari sono già stati posati e gli edifici di supporto all'opera sono finiti. Entro la fine di giugno tutte le strutture civili saranno terminate, poi ci sarà la fase dei collaudi e per l'inizio dell'anno prossimo i passeggeri di Malpensa potranno prendere il treno alla stazione del Terminal 2 e proseguire per Milano. Quelli invece che vorranno andare verso Domodossola e la Svizzera dovranno aspettare il 2028. E ora elezioni a Saronno, poco prima della mezzanotte il risultato definitivo al ballottaggio
dell'8 e 9 giugno, i candidati sindaco Rienzo Azzi, sostenuto dal centrodestra, e Ilaria Pagani in corsa col PD e 2 liste civiche. Sentiamo il commento dei 2 sfidanti finali. Noi abbiamo sempre creduto, e la nostra campagna elettorale fondamentalmente si è concentrata su questo, nella partecipazione come unica vera grande medicina contro l'astensionismo, che è il pericolo più grande per la democrazia. Vedere i cittadini che non credono nella politica e quindi non credono di doversi recare a votare per fare delle scelte è una cosa che, credetemi, impaurisce e fa male. Il risultato per noi è assolutamente soddisfacente, abbiamo fatto il nostro lavoro e il risultato è arrivato. Per il ballottaggio saremo aperti al dialogo con tutte le forze che sono in gioco e quindi si vedrà. Palio di Legnano esulta Sant'Ambrogio. Elena Casero ha intervistato il Gran Priore della Contrada vincitrice Ermenegildo Pizzo. Il servizio con le immagini di Loris Marini di Scattografia. Era un momento emozionante, era un momento magico e come momenti emozionanti e magici sono anche interiori, no? Quindi si fa fatica ad esporre emozioni così forti. Nella realtà è stata una giornata meravigliosa, è stato un periodo intensissimo, è stato un maggio corto, quindi molto concentrato, quindi è stato strong veramente, però devo dire che è andato tutto molto bene in contrada, la corsa, i ragazzi, veramente tutto, come ho detto prima, una ciliegina sulla torta. Ci voleva perché credo che questa contrada ha fatto passi da giganti, partiva già da una base solidissima, in realtà con questa forza motore giovani che spingono, diciamo che stiamo andando bene, quindi confidiamo in questa continua crescita. Varese al Sacromonte, da venerdì 30 maggio al 2 giugno sarà esposta la Madonna Nera di Cestokova. Oggi la presentazione dell'evento l'ha seguito per noi Barbara Zanetti. È un'occasione straordinaria per quanti pellegrini, fedeli, cittadini vorranno contemplare quest'immagine della Madonna di Cestokova, che rappresenta un ponte, un'unione tra Oriente e Occidente. È un'occasione straordinaria per rivolgersi a lei, proprio per intercedere per la famiglia, per la vita, per le intenzioni che ci stanno a cuore. È un'icona davanti alla quale hanno pregato grandi come San Giovanni Paolo II, ci richiamano quindi a temi grandi e vicini a noi. È un segno grande di speranza. Il Pro-Life Insieme è il comitato che riunisce alcune associazioni, tra cui il Movimento per la Vita di Varese e poi altre associazioni che hanno collaborato per questo evento, per esempio il CAV Val Ceresio, per esempio il Centro Lombardo Metodo Billings, tutte realtà che si occupano di valorizzare la vita concepita e di diffondere una cultura di rispetto della vita nascente. E ora da Luigi Crespi le anticipazioni delle notizie che troverete sulla Prealpina e in edicola domani e sui supporti digitali. Grazie Pasquale, un giornale ricco di cronaca quello in edicola domani. A partire dal delitto di Legnano e caccia al killer, si cerca tra i clienti della escort che domenica è stata assassinata nel suo appartamento in via Stelvio, nel pieno centro della città. E poi la tragedia nella grotta del Re Meron. Il soccorso alpino lancia l'appello per la sicurezza di chi frequenta questi luoghi. Di nuovo morte, questa volta nel Toce. Gli amici del Marratese, che è morto nel torrente, raccontano che è morto come un vero eroe. Da ultimo la strage dell'Eisel. Sono passati 40 anni da questo episodio. Sul giornale di domani le testimonianze e i ricordi di chi c'era. Grazie Luigi, il notiziario si conclude qui, appuntamento a domani alle ore 19.